A proposito di complessità e di vastità del territorio di copertura del commissariato di Sciacca, siamo al confine con la provincia di Trapani, al confine con la provincia di Palermo, due territori anch'essi molto complessi. Alla luce di questo e alla luce del gran valore che ha questo presidio della Polizia di Stato, perché negli ultimi anni c'è stata una riduzione di personale, di agenti? Sentiamo che c'è la necessità forse di un ulteriore potenziamento. C'è da parte del Ministero un programma in tal senso? Guardi, la situazione a cui lei accennava è una situazione, diciamo così, globale. Veniamo da tempi in cui c'è stato un blocco dei concorsi, siamo figli di una politica di quelli che sono stati gli arruolamenti, che sicuramente hanno visto la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 come un momento di grande afflusso in ingresso nei ruoli della Polizia di Stato. Poi c'è stata una diciamo così, carenza nell'emissione dei bandi di concorso, e questo ha prodotto un, come dire, invecchiamento e pensionamenti che hanno riguardato il personale della Polizia di Stato nel suo complesso sul territorio nazionale. Fortunatamente stiamo andando in una controtendenza, molti sono i bandi di concorso che sono stati emessi nell'ultimo periodo, e perciò dobbiamo aspettarci e confidiamo in un nuovo momento di ingresso, non soltanto a Sciacca, ma diciamo così più in generale su tutto quello che è il territorio nazionale. Dando l'opportunità di dirigere un commissariato che voi conoscete benissimo, è molto importante, il professore l'ha detto, ha una competenza vastissima, 14 comuni, o anche un territorio molto vasto e con anche interessenze particolari. La mia esperienza professionale la conoscete, ci conosciamo perché, come ha detto il questore, io ho diretto a Scavacco tantissime volte questo commissariato, quindi il personale lo conosco, il territorio lo conosco, certo lo conoscerò sicuramente meglio, anzi mi auguro di conoscerlo molto meglio. Cercherò di dare del mio meglio e di fare quello per cui sono pagato, e soprattutto dare al cittadino un servizio ottimale. Mi ricordo a me stesso che il commissariato comunque vive per il cittadino, ed è assolutamente importante avere questo contatto col cittadino. Ho sempre detto nelle altre realtà che adotto diciamo, la cittadinanza in cui vado a prestare servizio, quindi ho adottato gli emberoclini, i palmesi, i canigattinesi, i ricatesi e finalmente dopo tanti anni anche i saccensi, quindi sono onorato di dirigere questo commissariato e di essere l'autorità locale di questa cittadinanza così bella e così prosperosa. Io ovviamente cercherò di avere anche un ottimo rapporto con voi. Le organi stampa sono importantissime per la divulgazione anche non solo del nostro lavoro, è importante che si venga a sapere anche quello che facciamo, che sovente non è molto conosciuto, ma è importante perché penso che dia anche la conoscenza di quello che facciamo, delle tante attività che facciamo, che possono essere attività investigative, ma anche semplicemente amministrative, come diceva questo, le tantissimi passaporti, tantissime licenze, è importante anche questo aspetto. È bene che il cittadino conosca anche quelle che sono la nostra attività lavorativa e magari avere fiducia in noi, che è importante.